Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Replay. Oggi 22 gennaio in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Partiamo dalla Serie A con il Crotone che a Verona vince per 3-0 contro una diretta concorrente in chiave salvezza. Ritorna alla Serie C dopo la pausa che vede il Cosenza conquistare la quinta vittoria consecutiva in campionato, 6 compresa la Coppa Italia. Cosenza che ieri sera a San Vito Marulla ha battuto il Matera Dauteri per 2-1. Vince anche il Rende, sempre più squadra rivelazione di questo girone C del campionato, battendo il Siracusa per 1-0. Torna alla vittoria anche la Reggina che in casa batte la Paganese, soltanto un punto conquistato dal Catanzaro sul campo della Juve Stabia. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Oggi abbiamo un parterre molto importante. Partiamo con il coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Silvia, puoi andare a presentare gli ospiti. Il direttore del Cosenza Calcio, Stefano Trinchera. Buon pomeriggio a voi, grazie. Il presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarella. Buonasera. Per Mediaterranea TV, Davide Franceschiello. Buonasera. E il nostro amico ed opinionista Aldo Gennamo. Salve, buongiorno a tutti. Visto che si è messo in grisaio oggi, Sì, molto come elegante. le strisce della Juve e delle zebre. Sapevo che c'era il direttore, quindi mi dovevo anche... Hai fatto bene. Allora Franco, partiamo subito dal Crotone che raggiunge 18 punti in classifica, Crotone che nel prossimo turno affronterà in casa il Cagliari. Guarda, sarò brevissimo, intanto andremo a vedere questa partita che non so dove dividermi tra Rende Lecce oppure domenica prossima Crotone Cagliari per i ben noti motivi che tutti conoscono, insomma, essendo tifoso da una vita del grande Gigi Riva, l'ho sempre detto, lo ripeto. Dico due cose sul Crotone, la prima che con Zenga praticamente sta cercando la quadratura del cerchio con questo 4-3-3 e poi i nuovi arrivati che lo stesso Zenga ha fortissimamente voluto, Benalì dal Pescara, poi Capuano, un ex giocatore del Cagliari, un difensore di piede sinistro, e Ricci è un ritorno, aveva fatto benissimo nel 2016 quando il Crotone è salito in Serie A, poi si era un po' smarrito tra Sassuolo e Genoa, questo ritorno con un gran bel gol, seguito a quello di Barberis e poi, dicevo, Ricci e di Stojan. Non ha giocato Budimir nella prima parte, ha giocato invece dalla metà del secondo tempo, una vittoria quella del Crotone, è voluta, cercata e conquistata, quindi a tutto merito della formazione di Zenga che, ripeto, domenica prossima poi dovrà ospitare il Cagliari, vedremo come andrà a finire. Un in bocca al lupo ad entrambe. Allora, facciamo un giro veloce con i nostri ospiti. Direttore, il Crotone, 18 punti in classifica, si posiziona davanti alla Spalla, 16 punti, Verona 13 e Benevento 7. E con i 3 nuovi innesti comunque dovrebbe Zenga trovare un po' la quadratura del cerchio, quindi riuscire a conquistare nel più breve tempo possibile i punti per la salvezza. Sì, credo che il Crotone ha un entusiasmo tale, soprattutto per l'esperienza vissuta l'anno scorso in Serie A, per voler fortemente tutelare e mantenere questa categoria. Ha fatto un'impresa vincendo a Verona, credo che voglia dare continuità perché poi il campionato di Serie A è veramente imprevedibile, può succedere di tutto fino alla fine, quindi io sono fiducioso perché dalla loro hanno un contesto che gli porta grande entusiasmo e gli porta delle certezze. Presidente Coscarella, è un risultato inaspettato a Verona per il Crotone di Zenga? Ma secondo me è un risultato fortemente voluto. La squadra ha dimostrato di voler soffrire molto meno quest'anno, con questi nuovi innesti ha dato tanta qualità. Poi è stato un siparietto simpatico perché ieri sera poi ci siamo sentiti con la dirigenza del Crotone. C'è sinergia mi pare tra Rende e Crotone, siamo giusto? rimasti d'accordo anche per scaramanzia, giovedì prossimo ci rivediamo allo stesso posto, beviamo le stesse cose, sì, per cercare di portare avanti questo discorso scaramantico. Ci auguriamo che a brevissimo
possa tirarsi fuori da questa situazione il Crotone, perché ne ha tutte le possibilità. Davide, Ricci, Capuano e Benalì sono i 3 innesti. Ricci è un ritorno, può fare qualcosa in più ancora sul mercato? Io penso che già sta facendo tanti, dal punto di vista del mercato bisognerebbe chiederlo agli operatori. A Pedulla lo chiederemo. Lo chiederemo poi a Pedulla. Io penso che ha fatto degli interventi chirurgici con dei giocatori che mancavano come qualità e caratteristiche a questo Crotone. Ieri ho avuto modo di vedere buona parte della gara e si è vista la differenza, perché il Crotone ha nettamente dominato a Verona, che poi ha rovinato anche la partita con la malaugurata espulsione di un suo centrocampista. Ha fatto degli innesti chirurgici importanti, è un po' come sta facendo il Cosenza, ma poi questo ce lo dirà pure il nostro direttore Trinchero. Aldo, prossimo turno Crotone-Cagliari. Mi raccomando. È una partita importante, diciamo che è uno scontro diretto, però il Crotone con questi innesti, con questo cambio di allenatore che incomincia a dare i suoi frutti, perché non subito quando si cambia panchina si riesce ad avere risultato, il Crotone potrebbe, secondo me, Crotone-Cagliari potrebbe essere una partita che metterebbe il Crotone al riparo da eventuali altri scossoni in classifica. Io sono calabrese, la Calabria deve tifare per il Crotone e dobbiamo essere grati a questa società, a questa squadra che sta tenendo in alto i colori della Serie A e della Calabria in Italia e forse anche fuori dall'Italia. Bene, grazie Franco. Aldo, sei stato perfetto come al solito, puntuale e preciso. Vai Silvia. Passiamo alla Serie C, Come no? Andiamo a vedere subito risultati e classifica della 22esima giornata. Eccoli qua. Agragas Monopoli 2-3, Casertana Fidelissandria 1-2, Cosenza batte Matera 2-1, Juvestabia Catanzaro 1-1, Lecce Catania 1-1, Fondi Francavilla 2-2, Regina Paganese 1-0, Sicula Leonzio Trapani 1-0, Rende batte Siracusa 1-0. Andiamo a vedere la classifica. Arriva subito. In testa sempre il Lecce, solo a 46 punti, Catania 42, Trapani 37, Rende 34, Siracusa e Cosenza 32, Matera 31, Francavilla 30, Juvestabia e Monopoli 29 punti, Bisceglie 27, Catanzaro 25, Regina 24, Fondi, Sicula Leonzio 22 punti, Fidelissandria e Casertana 21, Paganese 16, chiude l'Agragas a 10 punti. Allora Franco, in testa c'è stato il big match Lecce-Catania che dà a entrambe le formazioni un solo punto, mentre la sorpresa probabilmente è sempre questo Rende che conquista il quarto posto solo a 34 punti, Cosenza e Siracusa quinto, sesto posto a 32. Sì, Che cosa è successo? È successo che il big match della giornata, così come erano i pronostici della vigilia, è finito in parità, quello giocato a Via del Mare di fronte a quasi 20.000 spettatori tra il Lecce ed il Catania. Era passato in vantaggio il Catania, ha giocato a cavallo che si è trasferito da poco dal Cosenza via Venezia appunto al Catania, che come dicevamo a telecamere spente col direttore sportivo Trinchera c'è un bel po' di Cosenza, se consideriamo Blondet, se consideriamo Tedeschi, Caccetta che ha giocato così dicevo come Tedeschi e anche come Caccavallo. 1-1 il risultato, vantaggio del Catania con Lodi e poi il pareggio di Di Piazza. È stata una bella partita, una partita diciamo di serie superiore con una bella cornice di pubblico. E per quanto riguarda invece le altre posizioni, delude ancora una volta il Trapani che cade in trasferta contro la Sicula Leonzio che si esalta quando gioca con diciamo, le grandi del campionato. Un ottimo passo avanti lo fa il Rende, ma il Rende ormai lo stiamo dicendo dall'inizio del campionato che è la rivelazione di questo torneo, non è da tutti vincere in trasferta a Siracusa, ha vinto con un gol di Porcaro, meritatamente, quindi si posiziona al quarto posto, poi chiederemo al Presidente Coscarella, quarto posto di questi periodi, voglio dire, nessuno ad inizio campionato, caro Presidente, avrebbe creduto a questa posizione del Rende.
Meglio così, si fa avanti il Cosenza, come sostenevi tu, cara Silvia. In effetti il Cosenza è arrivato al 7° risultato utile consecutivo in campionato, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. Se ci mettiamo anche la gara vinta in Coppa Italia col Trapani arriviamo ad 8, quindi la dice lunga su quelle che sono le potenzialità della formazione di Piero Braglia, che ha acquisito le prestazioni nella scorsa settimana di Perez, ex centravanti dell'Ascoli, e anche di questo Okoreche che ieri ci ha messo lo zampino nei 2 gol del Cosenza. Il primo procurandosi il calcio d'angolo, sulla battuta del quale poi c'è stato veramente uno stacco imperioso di testa di Pascale, e poi sul secondo gol quando ha servito a Corsi quella palla in diagonale, quel missile terra-aria poi terminato sotto l'incrocio dei pali. Per quanto riguarda le zone basse hanno perso quasi tutti, vittoria invece della Sicola Leonzio, lo dicevo prima. La Paganese ha perso a Reggio Calabria, Regina che stacca di 2-3 punti la zona rossa calda con un rigore realizzato da De Francesco appunto sui titoli di coda. A te la parola. Direttore, cosa ci dice la classifica oggi? Il Cosenza finalmente lo troviamo nel posto che forse più gli compete per gli investimenti fatti ad inizio campionato. Beh, il calcio è fatto anche di momenti, credo che però i valori alla lunga escano fuori, poi a fine campionato tireremo le somme. Purtroppo abbiamo avuto un inizio difficile, un inizio tortuoso, per tante problematiche, una squadra rinnovata con un nuovo allenatore, le cose non sono andate per il verso giusto, però abbiamo tenuto duro fino alla fine e credo che pian piano ci stiamo togliendo delle soddisfazioni e magari dimostrando anche il nostro reale valore. Presidente Coscarella, il Rende è a 34 punti, a soli 3 punti dal Trapani. E facendo un calcolo approssimativo, tra 4 e 5 punti si dovrebbe raggiungere la quota salvezza. Lo so che voi continuate insomma a parlare solo ed esclusivamente di salvezza, però essendo lì insomma bisognerebbe parlare anche di eventuali playoff. No, così deve essere, viviamo questo momento magico frutto di un'unità di intenti, ma soprattutto di una grandissima fame da parte di tutto il gruppo. Se viene a mancare quella, la fame di arrivare il prima possibile a un obiettivo, si perde di vista tutto. Chiaramente raggiungiamo 40 punti e dopo cerchiamo di capire che cosa fare. Noi stiamo però già programmando anche in prospettiva futura, per un altro anno, perché la serenità attuale ci può consentire il fatto di programmare la squadra per l'altro anno. Ma se arriviamo a 40 punti e dopo vediamo se può venire qualcosina di più importante. Io volevo aggiungere una cosa, però ieri sera alla domenica sportiva il nostro amico Gasperini, allenatore dell'Atalanta, diceva: i tifosi ci fermano, non ci possono dire più la salvezza. Non parliamo di salvezza, che insomma non sarebbe giusto per quanto riguarda, diciamo, la tifoseria atalantina. Dice, si parla di un obiettivo diverso per il campionato che sta facendo l'Atalanta, visto che è anche, voglio dire, nelle coppe europee. Il rende la realtà, poi lo sentiremo anche da Alfredo Pedollai, la realtà di questo campionato. Insomma. Potrà sembrare strano quello che dico, ma noi stiamo programmando cose, secondo me, alla base molto più importanti. Abbiamo progetti che hanno subito un'accelerazione improvvisa, sì, poi avremo qualcosina da dire. Che sono alla base di tutto, se si vuole pensare a fare qualcosa di più importante. Certo, il rende proprio per caratteristica non si tirerà indietro a tutto quello che potrà avvenire di più importante, però alla base c'è un progetto molto più solido che deve essere intensificato. Benissimo. Davide, allora Cosenza e Rende sono nella parte alta della classifica, mentre Catanzaro e Regina sono rispettivamente a 4 e 3 punti dalla zona play-out. Ti aspettavi questo da parte anche e soprattutto del Catanzaro? La Regina sicuramente, perché ha l'organico più giovane, uno degli organici più giovani del campionato, quindi ha avuto un'ottima partenza, quindi adesso ha avuto un periodo di crisi, come è logico che sia quando si ha a che fare con giocatori molto giovani.
adesso vediamo che regina uscirà fuori da questo mercato, perché pare insomma, che i pezzi più importanti siano in lista di uscita, quindi bisogna vedere quali giocatori, con i nuovi giocatori, che campionato farà la Regina. Per quanto riguarda il Catanzaro, io penso che il campionato sia stato molto condizionato da queste vicende dello scandalo scommesse, dal quale poi sono usciti alla grande, però penso che abbia un po' condizionato questo campionato. Il Catanzaro è una di quelle squadre che all'inizio campionato era pronosticato tra le prime, non tra le primissime, ma insomma fra il quinto e il settimo posto, quindi poi c'è stato questo periodo di crisi con Erra, è subentrato Dionigi e l'abbiamo visto a Cosenza, quando poi le cose partono male, è difficile recuperare punti perché in avanti corrono, il Lecce a 46 punti, se continua questa media arriverà oltre i 90, quindi rimanere indietro di qualche punto è altamente nocivo. Quindi sostanzialmente poi alla fine, come si dice sempre, il campionato regolerà quelli che sono effettivamente i valori di queste squadre e quindi ritengo che in questo momento, tranne l'exploit del Rennes che nessuno poteva pronosticare all'inizio campionato in base a quelli che erano i giocatori, l'organico che aveva, che potesse competere ad alti livelli, però poi l'aver lavorato molto bene, l'aver programmato molto bene, l'avere in organico un allenatore molto competente che è pronto secondo me per platee anche più importanti della Serie C, un grande lavoro anche di Martino, del direttore sportivo, ha consentito di raggiungere questi traguardi. Aldo, il Cosenza raggiunge quota 32, tu lo avevi anticipato. Io sono stato molto critico con Trinchera perché onestamente la prima parte del nostro campionato ha dimostrato che in fondo poi i giocatori che Trinchera ha portato non erano così male, perché li vediamo adesso con Lovisio, lo stesso Pascali, giocatori che poi alla fine con un modulo diverso da quello che Fontana stava praticando, probabilmente anche con i metodi di allenamento che praticava Fontana, con tutta una storia. Noi eravamo penultimi in classifica, poi l'intelligenza del presidente di mettere mano al portafoglio e portare a Cosenza un allenatore importante, il migliore secondo me della categoria, lo ha dimostrato ieri, l'ha vinta Braglia la partita quando ha fatto i campi nel secondo tempo, perché è entrato quel ragazzo nuovo Okereke che ha fatto la differenza e sono venuti 2 gol sulle azioni che ha fatto questa. Quindi la mia critica era soltanto non a Trinchera in sé per sé, ma probabilmente a quel tipo di allenatore che era venuto a Cosenza, che sarà pure bravo e via dicendo, che purtroppo il Cosenza aveva una posizione molto ma molto sgradevole. Avevamo pronosticato che con il cambio, appena arrivato Braglia, in questa trasmissione ci sono anche i filmati, ci siamo esaltati, quindi grazie a Trinchera, grazie al Presidente che hanno investito su Braglia. Oggi avevamo pronosticato che prima di Natale saremmo arrivati nella parte sinistra della classifica, oggi siamo al quinto posto, una classifica che fa onore al Cosenza, una classifica che dà merito a Braglia, che dà merito a Trinchera. Lo stesso Trinchera dovrebbe anche ringraziare Braglia che gli ha messo in campo i giocatori che lui intelligentemente ha portato e che oggi sono giocatori importanti che stanno facendo la differenza. Una parola sul Red la posso dire? Certo. Ci mancherebbe. Il Red non è più il Red è una realtà. E hanno fatto come società, dobbiamo dare atto, hanno programmato bene. È l'unica squadra a certi livelli che rimane com'è. Nel calciomercato probabilmente il Presidente farà piccoli ritocchi, ma vuol dire che i giocatori che hanno preso già all'inizio, e poi un allenatore importante, un Presidente importante, hanno investito soprattutto su gente locale, in tutti i suoi componenti. Questo ha fatto sì che il Red oggi diventa la quarta del campionato, si permette il lusso di andare a vincere la Siracusa. Io ho visto la partita importantissima, bella partita, domenica c'è una squadra, una società che programma e cerca di riuscire a fare. Poi il Presidente ha detto anche ci darà qualche chicca più in là, perché loro piano piano poi si muovono, probabilmente hanno un progetto molto più grosso. Hanno un allenatore che viene anche da una società, ha giocato nella Juventus nella primavera, quindi ha acquisito anche quella mentalità perché quando si viene dalla primavera dalla Juventus si hanno già le basi per affrontare certe situazioni. Brunello è una promessa, il Cosenza
è una squadra che secondo me può dare alla lunga grandi risultati e grandi progetti, perché Guarascio e Trinchera devono investire per il futuro. Speriamo che Braglia sia rinnovato, perché mi pare che a giugno potrebbe andare via, io lo ripeto sempre questo. Insomma, dici queste cose tu così potrebbe andare via sul condizionato. Ha un contratto, siamo in piena campagna elettorale. Campagna per quanto riguarda acquisti e vendite. Braglia dovrebbe essere il primo, secondo me, ad essere rinnovato. Vedremo. Poi ce lo dirà il direttore. Io lo provoco al direttore, perché so che lui ha bisogno anche di... Il presidente Guarascio dipende solo da me la conferma di Braglia. vabbè, allora Siamo a posto. Franco, volevi dire... volevo chiedere, in attesa della pubblicità, poi ci collegheremo, lo dico agli amici che ci seguono da casa, ci collegheremo con Sport Italia, con Alfredo Pedulla, sentiremo le ultime sul calcio e mercato delle Calabresi e quello che bolle in pentola. Volevo chiedere a Trinchera, visto che Aldo non ha messo tanta carne sul fuoco come suol dirsi, volevo chiedere, anche perché abbiamo avuto dei messaggi, intanto la situazione dei due, che ormai lo sanno tutti, di Perina e di Pinna, e poi mi chiedono alcuni amici telespettatori che intenzione ha il Cosenza praticamente per il rinnovo, eventualmente guardarsi per il rinnovo di quelli in scadenza, giusto 2 domande. Però lo facciamo rispondere dopo la pubblicità, quindi restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi. Allora, facciamo rispondere subito il direttore del Cosenza Calcio, Stefano Trinchera. Le domande erano i rinnovi, Pinna e Perina, che dovrebbero essere in uscita. Sì, per quanto riguarda i rinnovi, insieme al Presidente stiamo già discutendo con qualcuno di loro, ovviamente è preferibile farlo, diciamo, dalla chiusura del mercato in poi. Per quanto riguarda, e non vi nascondo che in quest'ottica sicuramente c'è anche l'idea e la volontà da parte dei diretti interessati di procedere anche nel discorso Braglia, visto che visto che insomma l'avete menzionato. Per quanto riguarda invece la posizione di Perina, proprio in queste ultime ore dovremmo definirlo alla San Benedettese, abbiamo proceduto anche con i documenti, mentre per Pina è un discorso a parte, perché visto che il ragazzo comunque sta avendo poco spazio, insomma vedremo se c'è la possibilità di spostarlo in una società dove gli dà più possibilità di continuità. Bene, dovremmo avere al telefono Alfredo Pedulla. Pronto? Sì, ecco, dovrebbe arrivare a momenti. Sì, perché poi gli impegni sono tanti, vediamo un attimo di metterci in contatto con Alfredo Pedulla di Sport Italia per parlare un po' di quello che bolle in pentola dalle squadre calabresi e del Crotone in particolare in Serie A, se il DS Ursino ha intenzione di fare qualcosa. Intanto io volevo, nel frattempo che ci colleghiamo con Pedulla, volevo chiedere al presidente del Rende Coscarella, questo ragazzo che arriva dal Crotone, questo Cuomo, questo difensore centrale di cui si dice un gran bene, so che Agnello Parisi ve ne ha parlato pure. Sì, se ne parla tanto e bene. È un 98, un ragazzo che ha già esordito in Serie A, Crotone Napoli. Speriamo da oggi è con noi, speriamo possa fare al caso nostro un 98 sul quale programmare la difesa futura. Se ne parla bene, speriamo troverà sicuramente un ambiente familiare, che è quello che forse a lui in questo momento serve. È arrivata, mi pare, poco fa un comunicato stampa da di Ferreira. Da parte del Rende del ritorno di Ferreira, dalla Sicula Leonzio. Sì, ritorna con noi Michel, un ragazzo che ci ha dato tanto in Serie D. Sì, la interrompo un attimo, continuiamo Vai, subito. Silvia. Pronto? Buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Vado subito a presentarle i nostri ospiti. Direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera, presidente del Rende Calcio Fabio Coscarella, il giornalista Davide Franceschiello e il nostro opinionista Aldo Cennamo. Grazie. Allora, buon pomeriggio.
do la parola a Franco, così le chiede le ultime notizie di calciomercato per quanto riguarda le calabresi. Grazie Alfredo, intanto mandatemi subito un fermo immagine del mio amico carissimo Alfredo Pedolla, eccolo qua, abbiamo scelto la più bella con il logo di Sport Italia. Alfredo, va bene? Sì? Abbiamo un ricordo trentennale, quindi puoi fare quello. Sei stato anche qui a Teleeuropa, se ricordi, 30 anni fa, 25. Mi ricordo tante cose quando penso a te, al Cosenza, al San Vito, a tante situazioni che abbiamo vissuto insieme, quindi mi fa molto piacere. Alfredo, senti, allora parliamo un po' delle calabresi partendo dal Crotone, poi parleremo delle squadre. Dici cosa bolle in pentola, se bollirà in pentola qualcos'altro nel Crotone da qui al 31? Ma il Crotone, come ha detto Zenga, ha voluto anticipare il mercato chiudendo tre colpi che sono stati subito 3 titolari, anche con una resa molto importante sia Capuano che Benali e Federico Ricci. Quindi al 90%, poi possiamo dire 90, non possiamo dire 100, potremmo dire 100 perché la loro strategia in linea di massima era quella di regalare 3 rinforzi, 1 per reparto, ma nel mercato comprende delle occasioni che ci possono sempre essere. In linea di massima loro hanno chiuso così e provvederanno a qualche cessione perché l'organico lo ritengono giustamente competitivo. Vai Silvia. Per quanto riguarda invece le squadre di Serie C calabresi, partiamo da Rende. Ma non chiedetemi di mercato con un presidente o un direttore sportivo. Ma loro non si vogliono sbilanciare, quindi... sarebbe un autogol all'incrocio dei pali. Ma visto che loro sono muti... Seguo molto la Serie C, ma vede il direttore sportivo del Cosenza, ho seguito l'operazione Ocherè che prima che si materializzasse, come ho visto che è stato ufficiale, il ragazzo sta dando un ritorno importante perché, correggetemi se sbaglio, ieri è stato protagonista quando è entrato con il Matera. Perez è un grande colpo, secondo me la squadra era già collaudata prima, c'è stato un incidente di percorso con l'allenatore che non ha fatto precedente, che non ha fatto come avrebbe dovuto. Si sono giustamente rivolti a Braglia perché Braglia in Serie C è un valore aggiunto. La classifica sta tornando quella giusta perché insomma 32 punti, area playoff, si può migliorare la posizione. Penso che già i 2 colpi offensivi con tutto il rendimento degli altri, bene Pascali, bene Loviso, possa essere già un ritorno importante. Io sul Rende, nei riguardi del Rende, devo soltanto esprimere la mia ammirazione perché il Rende è una società che ha bruciato le tappe, che ha dato anche un esempio di organizzazione, di trasparenza, di risultati, di idee, di progetti, per cui indipendentemente dal mercato so che loro hanno la necessità, la possibilità di chiudere ancora un colpo, magari un possibile ritorno nelle prossime ore, anzi questo è stato ufficializzato dalla Sicula Leonzio, però hanno lavorato molto bene in estate, con poco tempo a disposizione, e quando in Serie C, che per me resta il campionato più duro al mondo, riesci in poche settimane a trovare la quadratura e essere protagonista con 34 punti rispetto a budget o a gestioni di altre società che non hanno dato ritorno, devo fare soltanto i complimenti a Renzi. Alfredo, ti ricorderai sicuramente del papà di Fabio Coscarella, che è stato presidente anche del Cosenza Calcio in tempi passati, quindi insomma c'è una storia la famiglia Coscarella. Senti, per quanto riguarda invece la Regina, che ieri è tornata alla vittoria del Catanzaro, che possiamo dire? Ma ieri abbiamo scoperto questa trattativa un po' a sorpresa, sì? Soprattutto per quanto riguarda le modalità di De Francesco, l'abbiamo data, ci sono state conferme, il ragazzo è in viaggio per la Spezia, la Regina lo ha liberato indipendentemente dalla possibilità di inserire uno scambio nell'operazione, perché ha apprezzato il comportamento di De Francesco, che ricordiamo le scadenze di contratto, troveranno un accordo magari su percentuale di futura vendita. Lo Spezia ha bruciato la concorrenza ieri verso le 21 e questa notizia manca soltanto il crisma dell'ufficialità, perché lui sta raggiungendo la Spezia per fare le visite mediche per mettersi a disposizione di Gallo. Un'altra operazione che credo chiuderanno nei prossimi giorni, già all'interno di questa settimana, sarà la cessione di Bianchimano al Perugia, perché Bianchimano non ha un contratto in scadenza nel 2018 a giugno come nel caso di De Francesco, ma ha un contratto che scade nel 2019, però la Regina sta accettando la proposta del Perugia, che pagherà un indennizzo interessante per il cartellino e lascerà Bianchimano a Reggio per il resto della stagione. Insomma, Bianchimano è un attaccante che è un 96, ci puoi lavorare, può sicuramente fare la Serie B, però è importante per la salvezza della Regina, quindi l'operazione prevede una cessione immediata ma una sua permanenza a Reggio per l'intera stagione. Alfredo, senti, prima di dare la parola agli ospiti e poi chiudiamo, volevo chiederti un ragazzo interessante. Mi danno qualche notizia magari. Sì, sì. Un ragazzo Porcino. Porcino, a me non dispiace. Hai notizie di Porcino, della Regina? Ma vedi,
quando due situazioni sono le stesse, no? Porcino e De Francesco, entrambi in scadenza di contratto, credo che la risposta sia stata dal campo. Sì, ho capito. Porcino non convocato, De Francesco in campo, che poi ha calciato il rigore decisivo contro la Paganese. Significa che l'atteggiamento dei due da parte della società non è stato apprezzato allo stesso modo, perché credo che quando tu sei in scadenza puoi legittimamente accettare le proposte di prolungamento e poi decidere di andare via a parametro zero, ma credo che soprattutto gli atteggiamenti debbano essere congrui all'interno di un gruppo che sta lavorando. Quindi per Porcino siamo in stand-by, se si sbloccherà qualcosa si sbloccherà tra il 30 e il 31, non credo prima, mentre la regina ha apprezzato gli atteggiamenti diversi di De Francesco, al punto che l'ha liberato senza chiedere indennizzi, al massimo avendo una percentuale di futura vendita, mandandolo al Matera. Penso che la regina farà ancora qualcosa, perché comunque De Vito è un difensore che in questo momento non ha spazi a monopoli e che potrebbe tornare nei prossimi giorni, quindi mi aspetto un altro paio di operazioni. Mentre per quanto riguarda il Catanzaro? Ma il Catanzaro ha già fatto tanto, abbiamo dato anche il centrocampista che hanno preso dall'Atalanta nei giorni scorsi, hanno la necessità di recuperare il migliore Infantino, davanti non sono messi male perché hanno preso De Giorgi, che non è chiaramente un attaccante ma un esterno, hanno Letizia, Infantino, Falcone, quindi non credo che davanti muovano ancora qualcosa. Anche in questo caso penso che gran parte del loro mercato dopo le ultime due operazioni sia stato completato. Aldo, volevi fare una domanda? Sì, una domanda ad Alfredo. Sono un tuo grande stimatore, complimenti per come agisci, per come ti muovi e per la competenza che dimostri. Ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te alla fine tra Catania e Lecce chi la spunterà? Io vedo, se dovessi dare il 10% in più di possibilità li darei a Lecce, ma non perché ci sono 4 punti di vantaggio, ma perché il Lecce mi sembra più una struttura senza troppe tensioni. Lo Monaco è un grande dirigente, però è un dirigente che al secondo anno di Catania non può fallire, perché se il Catania fallisse quest'anno la promozione ci sarebbe un ritorno negativo totale. E quindi le pressioni un po' possono fare la differenza. È chiaro che se il Catania ieri avesse vinto a Lecce e è stato in vantaggio avrebbe colmato quasi tutto il distacco e si sarebbe portato a un punto da Lecce. Alla lunga io penso che il Lecce possa essere la squadra in grado di tagliare il traguardo. Grazie. Alfredo, scusami, c'era un ragazzo, Giuseppe Tomasi, che voleva salutare un po' tutti e noi naturalmente ti ringraziamo. Senza dimenticare che domenica a Lorenzone ci sarà un bel Rende Lecce, tutto da seguire. Grazie Alfredo. La ringraziamo di essere intervenuto con noi. Grazie, ciao Alfredo, ciao. Allora Franco, facciamo un attimo una domanda al direttore perché poi lo dobbiamo liberare per problemi di mercato, diciamo così. Il direttore ormai ha già detto, insomma, di Perina ha detto, di Pinna ha detto, poi vedremo quello che succederà. Direttore, quando andrai su a Milano? La settimana prossima. Quindi la prossima settimana, gli ultimi giorni che sono quelli più 4 giorni, diciamo, sì. Sono quelli più importanti. Allora ieri abbiamo visto già in campo i nuovi innesti, sia Perez che Okereke, e hanno impressionato in maniera positiva tutti i i pochi spettatori che erano 1600, al San Vito Marulla, diciamo. Sì, sono due ragazzi che hanno grandi capacità tecniche e fisiche, due innesti importanti che in questa categoria credo che possono essere valori aggiunti. Abbiamo faticato non poco per portarli a Cosenza, ci siamo riusciti e siamo contenti di questo. Chiaramente si inseriscono in un gruppo già collaudato, già di grande valore a mio avviso, che ha stentato all'inizio, però come detto prima si sta riprendendo alla grande, quindi insomma io sono fiducioso perché, ripeto, parliamo di due giocatori che ieri il primo approccio è stato anche abbastanza positivo, due giocatori che al Cosenza possono dare tantissimo. Direttore, una domanda gliela posso fare? Prego, prego, che poi dobbiamo andare a sentire le interviste. Ho visto ieri, poi ho visto che per quanto riguarda i convocati, e c'era il figlio di Braglia. Questo significa che Braglia potrebbe avere alla riconferma, come io sto auspicando e come lei prima ha accennato? Ma no, il figlio di Braglia è arrivato nell'ottica di una sua crescita personale, così il mister ci ha chiesto la disponibilità di inserirlo nel gruppo, di farlo lavorare. Lo ha chiarito questo Braglia in una conferenza stampa? Sì, è stato anche abbastanza chiaro.
nell'approfondire, non c'è aspettative né da parte del mister né del ragazzo stesso. È venuto qui per imparare. Di essere, certo, ha bisogno, così si è data questa possibilità di far parte di un gruppo di ottimo livello e chiaramente visto che c'è il mister, quale migliore occasione per farlo crescere nel nostro contesto, ma ci tengo anch'io a ribadire, a precisare questo concetto perché chiaramente non è al momento pronto, non è un giocatore che potrebbe insomma, dare una mano sotto questo punto di vista al Cosenza. Volevo chiederle, per quanto riguarda invece la Coppa Italia, è stato sorteggiato il campo, diciamolo, che si giocherà a Lecce. Dovrebbe essere il 7, ma sembra che ci sia forse qualche spostamento. Sì, forse verrà rinviato al 14. A San Valentino. Una richiesta che televisivi so io, pare che no, una richiesta che abbiamo fatto noi in concomitanza anche con la trasferta di Catania, vediamo se probabilmente... Insomma, quindi si giocherà a Catania e poi si giocherà a Lecce. Sì, poi dovremo giocare. Invece volevo far intervenire il presidente Coscarella proprio su questo campionato, che insomma con la sua esperienza che campionato ha vissuto in questa prima parte e quali sono poi le prospettive anche per una volata finale, sia per quanto riguarda le calabresi, in particolar modo Rente e Cosenza, che per quanto riguarda le prime due della classifica, Lecce, ne abbiamo parlato prima con Pedulla, insieme appunto al Catania. Innanzitutto ringrazio Alfredo Pedulla delle parole, delle bellissime parole. È stato un campionato che noi abbiamo dovuto rincorrere. Sì, è vero. Comunque complimenti per la terza vittoria con l'avvocato Chiacchio contro la FIGC. Sì, poi magari se c'è la possibilità... Sì, nell'ultima parte vedremo anche qualche filmato. Nulla, il discorso qual è? Abbiamo ripeto, messo tutto sul piatto noi, cioè la grinta, la voglia di poter arrivare ad un obiettivo che c'era stato tolto, forse anche quella piccola ingiustizia che avevamo subito inizialmente ci ha dato una grandissima forza e quindi partire forti ci ha consentito di stare un po' più sereni e poi ripeto, quando si ha ben fisso in testa un obiettivo che tutti volevano, dal primo all'ultimo, i risultati poi arrivano. Direttore, se dovesse come chiaro andare via Perina, il Cosenza che tipo di portiere cercherebbe? Un giovane oppure un esperto? No, abbiamo già l'idea di prendere un giovane che comunque ha alle spalle un'esperienza significativa in Serie C, nonostante sia giovane. Del nostro girone, direttore, di un altro girone? No, di un altro girone, proprio questi ultimi minuti stiamo cercando di procedere al tesseramento, però io sono abituato sempre a parlare a cose fatte e mai prima. Perché, no, ma la domanda è se era un giovane oppure un esperto, perché molti vanno su esperti. No, un giovane. L'esperienza di Anastasio poi la dice tutta, che è un giocatore che noi non solo avevamo individuato, ma avevamo anche ormai che definito... poi è entrato nell'affare Ciciretti, definito come operazione, sì, e quindi è una cosa che può stare. Comunque sì, prenderemo un giovane. E posso chiedere, a proposito che ha parlato del Parma, di quel Ramos? Sì, allora noi avevamo individuato questi due profili come giovani da abbinare a Dorazio, no? In quella casella. Uno è Ramos e l'altro è Anastasio. Avevamo puntato su Anastasio perché poi, insomma, per tante ragioni, perché c'è un rapporto preferenziale anche con il Napoli, perché comunque il ragazzo si conosce con Tutino, con Palmiero, un giocatore che ha struttura, c'ha gamba, c'ha qualità, ma non è secondo a Ramos, perché Ramos lo abbiamo apprezzato tutti l'anno scorso alla Casertana, anche lui c'ha tante richieste di molte squadre di Serie C e quindi non è detto che eventualmente non potessimo comunque pensare di prenderlo, però vediamo in questi giorni di mercato cosa succede, perché noi abbiamo due terzini sinistri come Dorazio e Pinna, quindi chiaramente dobbiamo contestualmente fare un'operazione in entrata e un'uscita. Benissimo. Davide, volevi fare una domanda al direttore? Sì, che poi ci deve lasciare fra 5 minuti. Velocissimo. Come dicevo prima, avete fatto degli interventi chirurgici perché sono arrivati due attaccanti con caratteristiche completamente diverse da quelle che ci sono già. Adesso però abbiamo Perez, Baclé e Mendicino. Sì. Sembrerebbe, senza nulla togliere a Mendicino, che Baclé sia un po' quello, anche ieri ha giocato Baclé, Mendicino è rimasto in panchina, però pare che Baclé abbia più mercato, Mendicino ha un contratto di 1 anno e mezzo. Com'è la situazione di questi tre attaccanti? No, in realtà i nostri giocatori hanno tutti mercato, questo lo posso
confermare, anche oggi stesso mi hanno chiamato diverse società sia per l'uno che per l'altro. Io sono stato anche molto chiaro con i procuratori, perché questo gruppo e questo reparto a mio avviso doveva essere rinforzato, migliorato, senza nulla togliere ai nostri attaccanti, ma volevamo fare qualcosa in più, e chiaramente quando arrivano giocatori come Perez e come Okereke, che pochi conoscono ma vi assicuro che è un talento naturale, chiaramente di riflesso qualcuno potrebbe avere meno spazio, e quindi è importante, insomma, che ognuno di loro sia consapevole che da quella fine se c'è questa poca possibilità di giocare, di prendere in considerazione l'idea di andare altrove. Vedremo cosa succede. Da quello che si capisce mi pare che soltanto nella parte della difesa, se arriva Ramos, ma a centrocampo dopo la prestazione di ieri penso che di Lovisio, Brucini, Palmieri, penso che oppure si pensa che possa arrivare un altro centrocampista. No, il mister mezzacampo diciamo che è un reparto abbastanza completo, molto soddisfatto dei giocatori che abbiamo. Sono contento perché non mi devo fasciare la testa più di tanto, ci stanno dando veramente tutti grandi risposte, da Brucini a Calamai, Palmiero, e Loviso ieri ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità, per cui andiamo avanti così. Direttore, invece per quanto riguarda il terreno di gioco, visto che tutti gli allenatori praticamente, anche Auteri ieri. Anche Auteri, insomma, è stato un po' pesante sulle condizioni del terreno di gioco, anche se noi tutto sommato, visto le condizioni meteo, visto che pioveva da diverse ore, tutto sommato ha tenuto. Sì, qui c'è da aprire una parentesi, un discorso abbastanza lungo, perché io noi abbiamo avuto l'assessore allo sport che ci ha spiegato tutto la volta scorsa del Comune di Cosenza, quindi già sappiamo com'è la storia. Dico, si può fare qualcosa nell'immediato? Ecco. A me è stato detto che non si può fare nell'immediato, però è chiaro che nelle cose bisogna avere cura. Mi dispiace perché insomma, poi si fanno dei sacrifici, si parla di programmazione, e chiaramente giocare con un campo in quelle condizioni per noi diventa molto difficile, soprattutto se si rincorrono degli obiettivi importanti. Spero che si possa intervenire quanto prima, perché ripeto, noi abbiamo in organico dei giocatori di grande qualità, posso menzionare, non lo so, Brucini, Mungo, Loviso, Palmiero ed altri, e quindi chiaramente per noi non è facile, perché se arriva una squadra che si mette dietro a difendersi, insomma, per noi è difficile sviluppare delle occasioni da gol con qualità. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Braglia dopo Cosenza Matera. Abbiamo fatto, il campo era molto pesante, penso che i ragazzi abbiano fatto bene, hanno voluto vincere, si sono dannati l'anima. Mi è dispiaciuto prendere il gol alla fine in quella maniera, perché poi dopo basta un niente che poi butti via all'aria una partita fatta bene, insomma. Mi dispiace per Calamai, perché secondo me non si meritava assolutamente, secondo me non l'ha nemmeno visto, però vabbè, lasciamo perdere. Ho visto che oggi ha fatto la differenza in campo, qual è la ricetta? Cosa ha fatto in settimana? L'ho picchiato? No, tutt'al più l'avrò fatto cazzare. Penso, poi non lo so, però onestamente ha fatto bene, ha corso molto, non ha fatto rimpiangere nessuno, ha dimostrato che ancora c'ha fame, c'ha motivazione per poterci dare una mano. Io sono contento, e lo ripeto, della squadra, mi fa piacere veramente per loro, devono continuare così, stare tranquilli, tirarsi fuori dai guai fino alla fine e basta. Poi dopo. E io penso, ora al di là di tutto, penso che questi ragazzi abbiano fatto un cambiamento notevole, sono ragazzi che stanno esprimendo il loro valore, sono arrivati altri ragazzi a darci una mano, dobbiamo essere contenti, arriveranno altri, penso, non molti ma altri arriveranno, anche per completare, se escano dei giocatori verranno sostituiti. Tutto qui.
Abbiamo da fare una precisazione per quanto riguarda la classifica, che ci fanno notare da casa che il Matera in realtà ha 32 punti e non 31 come abbiamo visto prima, in virtù del fatto che gli è stato restituito un punto. Salutiamo l'avvocato Scarpelli. Salutiamo l'avvocato Scarpelli che ci ha inviato un SMS. Adesso andiamo ad ascoltare invece il tecnico del Matera, Oteri. Andiamo con Oteri, Ezio Leonetti, grazie. Il campo ha condizionato molto la gara, che è stata equilibrata. Non abbiamo mai rischiato chissà quali situazioni importanti, ci siamo sempre allineati bene, la partita sembrava incanalata sul risultato di parità, poi abbiamo avuto una grande dimenticanza, l'ennesima, perdiamo gli uomini e poi Corsi ha fatto un grande gol, però non sono d'accordo con quello che lei ha detto. Io ho avuto le risposte che mi aspettavo da parte dei ragazzi e poi noi siamo una squadra che dobbiamo dominare né il campionato né gli avversari. Il Cosenza ha speso il triplo di noi, tanto per fare un esempio, e per cui ci sta anche che ci possa battere, anche se però abbiamo fatto una buona partita. Piuttosto è molto difficile giocare in campi del genere, questo andrebbe sottolineato, anche se siamo in terza serie e i campi sono precari, questo mi è sembrato proprio, ma non soltanto per il brutto tempo, perché ha piovuto un po', è impossibile giocare a calcio, quindi un po' ci siamo snaturati, ma non è giusto il risultato. Allora salutiamo il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera, lo ringraziamo di essere stato qui oggi con noi, però purtroppo per impegni lavorativi deve andare via, di mercato ovviamente, ci sono delle che passerà alla San Benedettese da qui a qualche ora. Trattative in corso. Allora grazie direttore di Grazie essere stati con noi e ci fermiamo gentile. per la pubblicità, restate con noi per la terza e ultima parte di Replay. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati per la terza e ultima parte di Replay. Allora, iniziamo subito col chiedere al presidente del Rende, Fabio Coscarella, innanzitutto la vittoria che ha avuto per quanto riguarda la sentenza della FIGC. Venerdì è stata una bellissima giornata perché si è chiuso il cerchio su una vicenda che a me ha addolorato tantissimo, ha amareggiato tantissimo per come è stata gestita anche, tiro un pochettino l'orecchio agli organi di stampa, perché non sapendo come erano andati i fatti e come erano veramente com'è la realtà della cosa, sono stato messo in un tritacarne e fino a quel momento non potevo... Non tutti però, Sì, ma non potevo parlare, almeno fino a venerdì non potevo parlare, quindi addirittura qualcuno parlava di terremoto in casa Rende, qualcuno aveva detto c'è una stamperia sotto nella palestra del Rende che fanno le fideiussioni. Ci tenevo semplicemente a dire questo, che io mi sono rivolto come la maggior parte delle società di calcio ad uno studio di Milano, uno dei migliori studi di Milano legale, che ha sede anche a Paola, e mi hanno proposto diverse soluzioni. Quindi professionisti del settore, professionisti che stanno negli istituti di credito assicurativi e bancari. E chiaramente poi c'è stato anche un lungo percorso di telefonico tra i legali e la Lega Calcio. Mi dispiace che Gravina abbia dovuto commentare in quel modo a caldo l'accaduto, perché poi alla fine dei conti conosceva benissimo e conosce benissimo i fatti. La trasparenza, la condotta cristallina sempre della mia persona e del Rende Calcio non... Come hanno detto i 3 gradi di giudizio non andava, perché poi alla fine si va sui sentimenti, no? Sulle persone che ti stanno Fabio, non vicino. c'erano dubbi, mi pare che anche Alfredo Pedollà ha avuto belle parole per la tua famiglia, insomma, voglio dire, dai, parlane i fatti. Tre organi, l'organo di giustizia federale, il Tribunale federale, la Corte d'Appello, che dicono che assolutamente è stata una condotta sempre cristallina, è una cosa che a me ha addolorato molto, perché poi torni a casa e c'hai dei figli che devi abbracciare, vuoi abbracciare con la consapevolezza che nessuno possa dire A sul proprio padre, e questa è una cosa che ci teniva a precisare. Io, scusami se mi permetto di... Vai Aldo, subito, che noi dobbiamo far vedere delle cose, poi delle immagini, delle slide. Proprio nel momento in cui stava per uscire la sentenza, perché ero informato, siccome sono uno che di fiduzione me ne intendo parecchio,
avevo spiegato bene com'era, non so se tu hai avuto occasione di seguire com'era la situazione, perché l'ignoranza purtroppo porta alcune volte a discriminare e a fare terrorismo psicologico sulle persone per bene. Ed era molto facile buttare dalla torre il più giovane. Quella che era spiegabilissima. Cioè, quando si fanno le fiduzioni c'è tutta una serie di cose che si va a verificare, la responsabilità non ricade con chi, ma ricade con chi ha rilasciato una fiduzione, e la società giustamente ha denunciato chi probabilmente aveva fatto una fiduzione che non era di questa portata. A noi è costata 3 volte. A noi è costata 3 volte una fiduzione normale. Voi avete legittimamente fatto quello che si deve fare. Quindi alcuni amici nostri che sono purtroppo in questo campo, non hanno dimestichezza, hanno pigliato fischi, come si dice? Fischi per fiasco. Adesso la cosa è chiarita e il Rende, come al solito, si difende bene, perché è una società sana e per bene. Soprattutto sul campo si difende bene. Possiamo vedere, prima, Presidente, vediamo gli highlights della gara oppure vediamo praticamente gli slide del progetto del nuovo stadio? Che dici? Come Vediamo prima gli highlights, così facciamo vedere la bella vittoria del Rende e poi parliamo del progetto del nuovo così stadio. Li commenta insieme a noi il Presidente gli highlights. Siracusa Rende. Salutiamo Enzo Leonetti, regia, Enzo Leonetti. Massimo Fino alla Camera e Giuseppe Costanzo alla regia. Vai Enzo per il Rende. Ecco qua. Presidente, allora il Rende con la solita maglia bianco-rossa, invece il Siracusa con completo celeste. Qui c'è un primo attacco del Rende, 3-5-2 lo schema tattico della formazione di Bruno Trocini, e qui c'è un tiro dalla distanza di un giocatore del Rende, di Franco, giusto? Sì. Che viene bloccato dal portiere del Siracusa. Qui c'è un attacco di Scardina a sinistra, cerca di penetrare, però verrà murato, se non vado errato, da Pambianchi, che faceva coppia in difesa insieme a Sansone e Porcaro, esattamente. Porcaro è stato poi l'autore del gol. Qui vediamo che Scardina cerca di farsi largo in aria, ma poi il numero 3 Pambianchi lo mura benissimo e l'azione poi sfumerà. C'è una battuta d'angolo con il Siracusa che va alla battuta, e qui c'è un altro calcio d'angolo. Qui c'è il Rende in avanti, mi pare, con Rossini, vero Presidente? Sì, è un altro giovane che si sta mettendo in mostra, e qui c'è un tuffo alla sinistra del portiere siciliano, la palla in calcio d'angolo. Qui praticamente c'è un calcio di punizione di Laribbi che il portiere del Siracusa blocca a terra alla sua sinistra, e qui c'è ancora un attacco della formazione di Trocini, cross dalla sinistra di Blazzi e coglie la traversa. Ha tirato in porta. Ha tirato in porta e ha colpito la traversa. Qui è il gol, Presidente. Laribbi stacca Porcaro, palla in rete alla sinistra del portiere. Bellissimo. Non può arrivare, quindi insomma Laribbi ci ha abituato a questi calci piazzati, lui li batte molto molto bene, e quindi è il vantaggio del Rende. Non mi pare poi, Presidente, che il Siracusa abbia fatto chissà quali cose, giusto? No, assolutamente, è una vittoria che abbiamo sinceramente meritato, perché abbiamo anche nel secondo tempo, forse l'ultimo quarto d'ora, subito un po' la pressione del Siracusa. Per arrivare al pari con Catania, Scardini, eccetera. Catania ancora a 36 anni. Però insomma gioca dietro le due punte, e possiamo Silvia tornare in studio. Così allora, Enzo si prepara il video successivo. Allora, Presidente, abbiamo letto sui giornali, abbiamo sentito parlare del progetto del nuovo stadio del Rende. Sì. E poi vedremo anche delle immagini e delle slide. Ci vuole presentare lei un po' questo progetto? Come dovrebbe essere la... Quando parlavo prima di programmazione parliamo proprio di questo. Di qualcosa di immediato che è successo. Sì, ha avuto un'accelerazione improvvisa, anche perché sarà un luogo non soltanto... Ecco, stiamo vedendo sarà un luogo non soltanto di partite di calcio, ma sarà un luogo per l'intera Palazzo dello Sport, Presidente della Cultura, e degli eventi. Sì, quindi ci saranno degli eventi, sarà la possibilità di avere dei concerti. Va vissuto il nuovo stadio, questa nuova location va vissuta per tutta la città come un momento di grandissima aggregazione. Ci saranno delle sale congressi, sarà il baby park per i bambini. Sì. Noi abbiamo voluto fortemente cercare di avere un luogo per tutta la famiglia, quindi che possa trascorrere durante
durante la domenica o durante la partita tutta la famiglia. Come succede un po' all'Olimpico quando giocano la Roma o la Lazio. Ma deve essere così. Addirittura abbiamo pensato a alcuni spazi per la presentazione di alcuni eventi, quali possono essere nuove macchine, nuovi modelli di vetture, insomma deve essere un luogo che possa essere vissuto da tutta quanta la città. Tutta l'area urbana. Abbiamo letto 10.000 posti come capienza. Prego Davide. È in grande collaborazione con l'amministrazione del sindaco Marcello Manna, perché questo penso che non si può prescindere da questa collaborazione. C'è una grandissima sinergia con Regione e Comune. E in quest'ottica c'è un'accelerazione. Ricordiamo che c'è la par condicio in questo periodo. C'è un'accelerazione notevole. A livello locale, insomma, a livello. C'è un'accelerazione notevole. Noi abbiamo già da 3 o 4 anni iniziato questo processo di ristrutturazione degli impianti sportivi e ci sta dando dei frutti importanti. E programmare è proprio questo. Quando dovrebbero iniziare i lavori? Ma molto presto. Abbiamo letto capienza 10.000 posti. Sì, 10.000 posti. La vera novità sarà data da questa copertura totale che consentirà appunto... Ma sempre dove c'è il Lorenzon? Sì, assolutamente dove c'è il Lorenzon. È una sorta di auditorium che darà la possibilità, noi abbiamo una sinergia importante con l'Università della Calabria, si sta lavorando veramente nel contesto dell'area urbana per dare un luogo tranquillo, sicuro, ma soprattutto da poter vivere 7 giorni su 7. Posso fare una domanda un po' capziosa al Presidente delle Rende Coscarella? La butto lì, visto che ha parlato di aree urbane, io non faccio politica, però da qui a un paio, 2, 3, 4 anni si potrebbe avere poi eventualmente una squadra unica in questa area urbana? Noi abbiamo dimostrato, noi tutti, noi Rende e Cosenza, una grandissima maturità al derby. Sì, è vero. La targa Marulla, eccetera. Sì, quella era una cosa sentita perché incarnava un po' l'immagine dell'area urbana. I famosi derby dell'83-84 con Marulla, Iello, Nasuelli. Secondo me la città è pronta per pensare a qualcosa di più importante che possa fare un salto. E seguiremo gli sviluppi, se sviluppi ci saranno. Aldo Cenna. Ma io sapevo già che c'era in Pector questo bel progetto che si sta portando avanti, per cui bisogna solo applaudire ed essere contenti, ma quello che più mi preme dire, proprio come convinzione anche politica, se volete, come volete metterla voi, io sono perché si faccia questa benedetta area urbana, che si faccia un comune unico, che si arrivi a una città di 150-160 mila abitanti, che finalmente si sciolga questo nodo. Non me ne vogliono i rendesi o i cosentini, perché c'è questo dualismo su questa disputa, chi lavora o chi non lavora. I due sindaci, che sono due sindaci per bene, stanno lavorando bene, vorrebbero questa cosa. Il presidente del Rende, ma anche il presidente del Cosenza, ci potrebbe essere veramente un'unione di intenti su tutto e su qualcosa. Bisogna soltanto smussare e far capire ad alcuni cittadini che questa cosa porta beneficio a tutti. Non bisogna togliere, poi come si chiamerà Rende, Cosenza, il nome si trova, ma quello che conta è la sostanza. Vabbè, ma non andiamo avanti, che era giusto quello che è una domanda fatta al Presidente. Avanti il Rende, e poi il progetto che sta portando avanti anche Cosenza sono cose che si potrebbero mettere insieme per fare una cosa bellissima. Questa è la mia idea, sarò impopolare, ma la penso così. No. Ognuno... Allora, Davide, si parlava appunto di impianti. Ieri, ancora una volta, nonostante questi risultati più che positivi, ci siamo trovati di fronte ad un pubblico esiguo al San Vito Marulla. Cioè, sì, meglio delle altre volte, ma inadeguati a... qualche centinaio di unità, allo spettacolo, siamo veramente a cose miserrime, insomma. Io ci tenevo anche se l'abbiamo detto più volte, è un argomento trito e ritrito, però voglio dire, c'è una squadra che sta andando a 1000, 5 vittorie consecutive, 6 con la Coppa Italia, 8 risultati utili consecutivi, delle vittorie importanti, degli sforzi economici da parte del Presidente Guarascio, che sta cercando in tutti i modi di mettere in riga questo campionato, perché gli obiettivi erano importanti sin dall'inizio, poi come abbiamo visto ci sono state altre condizioni, quindi io vorrei capire come fa un presidente poi a dare sfogo
questi investimenti se poi non trova mai il risultato sugli spalti. 1600 persone sono veramente poco, capisco che insomma, la serata fredda di domenica sera in tutte le condizioni, ma sembra che ci siano tutte le condizioni per trovare le scuse per non venire allo stadio. Io penso che questa squadra, ma anche il Rende, insomma, anche se non ci sono questi problemi a Rende perché la squadra è seguita per quelle che sono le potenzialità del pubblico, ma Cosenza ha un pubblico molto, molto più grande. E secondo me questo è il momento di sostenere questa società, far capire al Presidente che può fare degli sforzi e questi sforzi vengono poi ricambiati sugli spalti. Questo penso che sia una cosa doverosa da dire, perché insomma io ho parlato con Maurizio De Rosa, che è uno dei più importanti procuratori di calcio, l'ho detto, il Cosenza con Perez ha fatto il più importante colpo del mercato, quindi di questo bisognerebbe prenderne mi dai uno spunto bellissimo. Cioè, mi ricordo che c'era un allenatore che poi dobbiamo andare a vedere il prossimo turno. Mi diceva, c'era un allenatore che diceva che per vedere un bello spettacolo bisogna andare a Rendare. Dopo la partita che ho visto ieri Cosenza Matera, è stato un bellissimo spettacolo. Inviterei quelli che vanno a Rendare a venire al San Vito, che vedranno un bello specchio. Il Cosenza adesso è veramente una bellezza vederlo giocare, ecco. Scusami se mi sono... Era una andare al San Vito Marulla, ma naturalmente andare anche a vedere il Rennes, perché ne abbiamo detto prima. In realtà c'è una gran bella partita, domenica alle 16:30, alle 16:30 ci sarà praticamente Rende-Lecce, ne abbiamo parlato pure con Alfredo Pedullà, mentre il Cosenza al momento è siglato alle 20:30 e giocherà in trasferta ad Andria contro la Fidelis, Andria allenata da Papagni. So che le due società si stanno mettendo d'accordo, probabilmente sarà anticipata, poi lo diremo anche nei nostri telegiornali sportivi, se sarà anticipata e eventualmente a quale orario. Silvia. Allora, prima di passare al prossimo turno, andiamo a vedere gli highlights di Juve Stabia Catanzaro. Sì, Juve Stabia Catanzaro, Enzo Leonette e poi il prossimo turno. Grazie. Vediamo Arriva dalla regia. Eccole qua. Juve Stabia Catanzaro è terminata 1-1, c'è stato un'autorete, puoi dirlo Silvia, di Zanini. Sì, al 28esimo del primo tempo di Zanini e poi il Catanzaro ha raggiunto il pareggio solo sul finale del secondo tempo con Letizia. Ricordiamo anche che il Catanzaro ha giocato da metà del primo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Marin. Di Marin, e poi diciamo che è stato il portiere del Catanzaro Nordi, è stato il migliore in campo, ha avuto... ottimi voti in pagella da parte sia dei giornali nazionali sia dei giornali regionali, dei giornali locali. Qui c'è la Juve Stabia in avanti, un cross dalla destra, lì c'è Canotto che crossa dalla destra, brava, l'autorete di Zanini. Zanini che spinge la palla in rete, c'è questo Viola, Davide molto bravo, l'avevamo segnalato al Cosenza, l'ex giocatore della Vibonese. Viola lo conosciamo dai tempi della Vibonese, presumo che sia stato pure uno attenzionato dal Cosenza, perché è uno dei giocatori che dà molto brio al centrocampo, poi ha un buon tiro pure dalla distanza. Insomma, è uno di quei giocatori che si fanno valere in questa categoria. Nulla da togliere naturalmente a quelli che ha già il Cosenza, che sono importantissimi. E qua c'è l'espulsione. Qui c'è l'espulsione perché praticamente c'è stato un fallo di reazione di un giocatore del Catanzaro che era spintonato, è arrivato Marin dalle retrovie e l'arbitro praticamente gli ha lasciato il Catanzaro in 10 uomini. Gli ha mostrato il rosso, esattamente. Qui c'è sempre un attacco della Juve Stabia, ancora Nordi bravissimo a togliere queste palle dall'incrocio dei pali, un'altra battuta di Canotto, respinge sempre Nordi. Qui la Juve Stabia con Viola che tira e la palla termina al lato dalla parte destra del portiere. Ancora Nordi che, ripeto, è stato il migliore in campo dei 22, e qui praticamente c'è la Juve Stabia che cerca di chiudere la partita, non vi riesce, poi c'è il gol del Catanzaro, cross alla sinistra, Letizia di testa che praticamente colpisce e la palla finisce alla destra del portiere. Quindi il Catanzaro, bisogna dire bravo a Catanzaro, perché con un uomo in meno ha raggiunto il pareggio. È pur vero che ha avuto grande possesso di palla la Juve Stabia. Possiamo tornare in studio, Enzo, è pur vero che il Catanzaro ha giocato con un uomo in meno, però si è difeso, il portiere Nordi è stato veramente bravo nel respingere e parare tutto quello che c'era da parare, e poi nei minuti finali sui titoli di coda questo cross dalla sinistra e lo stacco di testa di Letizia che è stato imparabile per il portiere della Juve Stabia. Quindi 1-1. Allora. Bene, andiamo a vedere quale sarà il prossimo turno.
Eccolo qua. Ecco qua. Ci commentiamo in studio. Allora, Catania-Francavilla, Catanzaro-Bisceglie, Fidelissandria Cosenza, Matera-Regina, Monopoli-Sicula Leonzio, Paganese-Agragas, Rende-Lecce, Siracusa-Fondi, Trapani-Juve Stabia. Allora, Presidente, vogliamo partire da questo Rende-Lecce? La partita per noi è molto stimolante. Si aspettano tanti tifosi da Lecce. Sì. Hanno fatto già richiesta di tagliandi? Sì. Non è che ci sono problemi di ordine pubblico perché col Cosenza, eccetera? Speriamo di no. Speriamo di no. Per una bella cornice di pubblico, non per altro. Quanti tagliandi mettete a disposizione? Noi abbiamo la possibilità di ospitare 986 quasi 1000 ospiti, quasi 1000, tutta quanta la curva. I ragazzi, la cosa bella della mia squadra è che ogni partita Lecce-Catania per loro è una gioia, festa, hanno delle motivazioni che riescono a trovare da soli. Sicuramente venderemo cara la pelle. Davide, allora per il Rende? Sì, parliamo prima di Rende-Lecce. E poi Cosenza, Andria-Cosenza. Ma sicuramente è una partita stimolante per i giocatori del Rende, ogni volta che incontrano una squadra importante cercano di dare il massimo per non sentire il gap tecnico che con una delle più forti squadre del girone si può presentare, ma il Rende ha una sua struttura, un suo modo di gioco, il 3-5-2 che ormai è collaudato da inizio campionato e anche da prima con Brudello Trocini, quindi sarà il Lecce, come dicevamo prima, a dover fare la partita, a venire qua, a conquistarsi magari la Serie B su questo campo se ci riuscirà. Naturalmente il Rende farà di tutto per cercare di non, con la grinta, con l'organizzazione tattica, cercare di colmare il gap tecnico che c'è con i primi in classifica. Sono sicuro che sarà sicuramente una bellissima partita da seguire e noi saremo lì per seguirla domenica prossima e per studiare anche il Lecce. Allora, mi pare che hai una notizia, no? Sì, allora, una notizia da parte di Antonio Clausi che salutiamo, ricordiamo per Cosenza Channel, che scrive che probabilmente il portiere del Cosenza che dovrebbe sostituire Pietro Perina sarà Zommers. E questa è la notizia che ci ha dato in anteprima Antonio Clausi. Che ci ha dato in anteprima e che salutiamo. Non sappiamo chi è, ora probabilmente no, Zommers era il secondo portiere del Pisa, se non ricordo male. Perfetto. Era a Pisa, quanto riguarda invece è un lungagnone di 2 metri. Il Rende Lecce. Ecco, Aldo Genova, siamo nei minuti finali. Io penso che il Lecce abbia tutto da perdere in questa partita. Perché se il campo a venire a Rende, giocare a Rende non è facile oggi. Oggi Rende è una delle squadre più in forma che c'è, sia come gioco ma anche come organizzazione di gioco. Per cui il Lecce dovrà venire veramente a Cosenza a sudare le 7 camicie, come si dice, per cercare di strappare un risultato utile. Io penso che il Lecce alla fine la partita, il Rende potrebbe farla sua, perché viene da una vittoria a Siracusa che non è stato facile, viene da una squadra ormai collaudata, gli schemi sono quelli che sono, pratica un gioco moderno. Il Lecce dovrà sicuramente sudare molto, ma io alla fine mi sbilancio e dico che il Lecce il Rende farà sua questa partita, perché secondo me il Rende ha tutte le caratteristiche oggi, le carte in regola, di poter battere anche il Lecce, che secondo me ha dimostrato col Catania di non essere in una grande forma in questo momento. Allora, il portiere è classe 97 di proprietà del Parma. Di proprietà del Parma, classe 97, ma era stato a Pisa mi pare, no? Questo ancora non lo sappiamo. Poi lo vedremo nei nostri archivi. Davide, la partita del Cosenza, il programma alle 20:30. Al momento. Sì, perché c'è sempre la richiesta di poterla anticipare, perché ma anche Siracusa Rende 20:30, ieri a Cosenza 20:30, cioè d'inverno la Lega ha scelto degli orari un po' infelici. Alle 5:30 della mattina. Dai, ha scelto degli orari un po' infelici. Ma sicuramente è una partita. Ma non l'ha voluta cambiare il Matera? Sì, questo l'abbiamo detto. Diciamolo pure. Il Presidente aveva fatto richiesta di anticiparla del Cosenza Guarascio, che salutiamo. E ci ha rimesso le penne perché poi alla fine. È meglio così, Matera... meglio così. No, stavo dicendo. Dicevi, Davide? L'Andria è solamente una squadra
alla portata del Cosenza e alla portata di questo Cosenza in questo momento. Naturalmente mai prendere le squadre sotto campo, le partite sotto campo, ma questo naturalmente ci penserà Braglia. Abbiamo questa, purtroppo sicuramente Calamai verrà squalificato, molto probabilmente 2 giornate perché ha avuto il rosso diretto, quindi perdiamo una pedina che per Braglia è importantissima. Però la rosa in questo momento è ampiamente... Vabbè, torna però Palmiero. Palmiero. Sì, molto probabilmente Mungo sarà ancora a disposizione, quindi potrà fare parte dell'organico. Insomma, c'è un'altra possibilità e mi fermo qui per questione di scaramanzia. Benissimo, benissimo. Bene. Allora, noi ringraziamo gli ospiti che sono intervenuti oggi con noi, ringraziamo il presidente del Rende Fabio Coscarella. Grazie a voi. Grazie Fabio, in bocca al lupo per domenica. Ringraziamo Davide Franceschiello, Aldo Cennamo e ringraziamo anche il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che è stato con noi nella prima parte della trasmissione e che poi ci ha dovuto lasciare per motivi di lavoro. Grazie a te Franco. Grazie Silvia, grazie per la bella conduzione, salutiamo tutti gli amici, so che sono tanti tra Calabria e Sicilia. Che ci scrivono. Esatto. E non possiamo per ovvi motivi leggere tutti i messaggi che arrivano, però magari prima o poi lo faremo anche questo. E ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 15, sempre su Teleuropa Network. Buona serata a tutti. Arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.